Diciamo che in questo momento prevale la tristezza di lasciare una città straordinaria, un ufficio che ho vissuto con enorme intensità e che mi ha dato tantissimo e molto più di quello che io ho dato. Le prime parole di Alberto Rizzo, da 8 anni presidente del Tribunale di Vicenza, che così commenta la sua nomina a capo di gabinetto al Ministero di Grazia e Giustizia. A volerlo subito investire del nuovo incarico il veneziano Carlo Nordio, neo guardiasigilli del governo del premier Giorgia Meloni. Il ministro è una persona che conosco di fama da molto tempo, è stato un collega, ma le nostre vite professionali non si sono mai incrociate. Rizzo, 63 anni, di Bressanone, ha guidato la magistratura berica durante i delicati processi come il crack BPV, l'inquinamento da FAS, introducendo innovazioni a volte a snellire le procedure, come la recente corsia preferenziale dei processi per codice rosso, maltrattamenti e femminicidi, che hanno interessato particolarmente il Vicentino. Difficile esportare dei modelli perché i modelli nel loro complesso sono condizionati dalle contingenze anche territoriali. La provincia di Vicenza ha una qualità che è la vicentinità e la vicentinità ha aiutato molto questo processo di miglioramento. Forse qualche iniziativa potrà essere, diciamo, pensata per essere, diciamo, forse utilizzata magari anche in altri contesti, ma certamente non il modello.